Nel match più atteso della 23esima giornata di eccellenza, la Nebros si conferma squadra imbattibile in casa e anche contro l'ex capolista Milazzo riesce a mantenere lo zero nella casella delle sconfitte. In uno stadio Enzo Vasi gremito con oltre 300 tifosi mamertini a seguito della squadra rossoblù, la sfida che metteva di fronte anche le migliori difese del girone B non ha deluso le attese della vigilia, regalando un pomeriggio avvincente a tutti i presenti. Pronti e via, dopo 4 minuti il Milazzo reclama un calcio di rigore per un presunto mani in area di Conti. Il signor Alessi dice di no. Poi però è la Nebros ad avere due ghiotte occasioni per passare, ma solo le decisive parate di Piccioni su Sciotto prima e Bontempo subito dopo negano ai locali la gioia del gol. Vantaggio che al primo vero tentativo trova invece il Milazzo, quando al 24esimo la Spada da pochi passi col destro mette alle spalle di K il pallone che manda in delirio i tifosi rossoblù. Per l'attaccante classe 2001 si tratta della 12ª rete in campionato. I locali cercano subito la reazione e al minuto 38 lamentano un presunto fallo di mano in aria da parte di Franchina. Anche in questo caso però il fischietto di Palermo lascia giocare. Prima dell'intervallo il Milazzo prova a chiudere il derby, ma il piazzato di Corso si perde alto sulla traversa. Nella ripresa i mamertini partono forte sfiorando subito il raddoppio con la Spada, che al minuto 48 viene fermato dalla decisiva parata di K, mentre 180 secondi dopo il suo destro ravvicinato si perde alto non di molto. Al 70esimo è ancora la Nebros ad invocare un penalty per un presunto mani di Corso, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. La squadra di Palmeri insiste dopo la conclusione di Laplace al minuto 73 che sfiora il palo alla destra di Piccioni. La Nebros acciuffa il pareggio a 4 minuti dal 90esimo, quando il neoentrato Pontini indirizza in rete l'ottimo lavoro di Di Vita, facendo così Nebros 1, Milazzo 1 e tifosi di casa che possono esultare alla rete numero 2 in campionato del classe 2004. Nel finale i locali cercano anche la vittoria, ma il piazzato di Trovato non sortisce l'effetto sperato. Al 98esimo da registrare infine l'espulsione del difensore mamertino Gabriele Franchina per fallo di reazione su Conti, con il Milazzo che chiude in 10 contro 11. Con questo pareggio la Nebros inanella il nono risultato utile di fila, si porta a quota 43 punti e si conferma al quinto posto playoff, mentre il Milazzo sale a 49 ma scivola in seconda posizione a una lunghezza dal Modica capolista.